Bisognerà aspettare il pomeriggio di martedì per godere di un minimo di stabilità atmosferica. Sembra proprio che l'ondata, moderata su Trieste ma non per questo meno fastidiosa, di maltempo proseguirà dunque domani e lunedì. Domani, domenica, avremo una temporanea fase più stabile nelle ore centrali della giornata, sempre però in un contesto di variabilità e di nuovo probabili rovesci temporali sparsi nel pomeriggio, prima in montagna e poi nel corso del pomeriggio della serata questi temporali, questi rovesci probabilmente interesseranno anche il resto della regione. Lunedì il cielo si presenterà coperto con piogge abbondanti nelle prime ore della giornata, poi le piogge andranno ad attenuarsi anche perché subentrerà bora moderata con raffiche fra i 50 e i 60 km/h. Martedì tornerà il sole. Si avvia alla conclusione dunque un mese di luglio particolarmente infelice dal punto di vista atmosferico. È stato proprio molto diverso dagli ultimi anni, abbiamo avuto soltanto nella prima settimana del mese caldo, molto caldo, eravamo 5 gradi sopra le medie, questo proprio i primi 7 giorni di luglio e poi di colpo la situazione è cambiata, le temperature sono scese, siamo scesi sotto la media e diciamo che nei restanti 20 giorni, quindi dopo la prima settimana di luglio fino ad adesso, ma è la prospettiva anche per i prossimi giorni, temperature di un grado e mezzo sotto la media degli ultimi 30 anni. Attenzione però a voler decolpevolizzare il cambiamento climatico. In maniera differente esso è sempre alla base di tali problematiche, riscontrate del resto anche in altre parti d'Europa. Adesso l'anomalia di temperatura è presente anche sull'Europa centrale, cioè temperature un po' più basse della norma, prima però aveva fatto molto caldo anche in Germania e in Scandinavia all'inizio dell'estate. Quindi si è generata questa successione diciamo di fronti che sembra continuare ancora. Quindi in realtà quest'estate 2025 è molto diversa, l'anticiclone africano ha fatto la sua comparsa e poi si è ritirato rapidamente